La Polizia di Stato ha notificato un invito a comparire al deputato regionale Riccardo Gallo e ad altre 7 persone nell'inchiesta che la procura ha battezzato Corte dei Miracoli, un'indagine che racconta, secondo gli inquirenti, un sistema di corruzione diffuso fatto di incarichi pilotati, appalti piegati, favori incrociati e promesse di potere. Al centro, sempre secondo l'accusa, c'è il deputato Gallo che avrebbe orientato nomine e decisioni pubbliche per favorire persone a lui vicine a partire dalla moglie, per la quale sarebbero stati costruiti consulenze, contratti e perfino un accordo quadro tra il CEFPAS e l'ASP di Agrigento. Accanto a lui l'ex direttore del CEFPAS Roberto Sanfilippo, accusato di corruzione per atti contrari ai doveri d'ufficio, che avrebbe assegnato incarichi su indicazione del deputato. Favorito il funzionario Gioacchino Pontillo, anche lui indagato per corruzione, e affidato la biblioteca digitale a un operatore privo di competenze. Per corruzione risponde anche il direttore generale dell'ASP di Agrigento, Giuseppe Capodieci, che avrebbe firmato l'accordo utile a favorire la moglie del deputato in cambio della garanzia di mantenere il proprio ruolo. Per falso ideologico sono indagati la funzionaria del CEFPAS Maria Luisa Azoda e il medico in pensione Salvatore Enrico Giambelluca, accusati di avere certificato la regolarità del progetto della biblioteca digitale. Per corruzione è indagato l'imprenditore Pietro Tirone, che avrebbe messo la propria azienda a disposizione del deputato in cambio di agevolazioni negli appalti, e l'ex funzionario regionale Vincenzo Raitano, che avrebbe favorito Pontillo nella commissione di valutazione accettando la promessa di futuri incarichi. E questa mattina la squadra mobile di Caltanissetta, con il supporto delle unità di Palermo, Agrigento e Piacenza, ha eseguito perquisizioni in diversi luoghi, compreso l'ufficio del deputato Gallo, mentre la procura precisa che nessun altro parlamentare regionale o nazionale risulta indagato. L'inchiesta va avanti e il quadro che emerge, dicono gli investigatori, è solo l'inizio. E intanto l'11 giugno si terrà l'interrogatorio preventivo per il deputato regionale siciliano Riccardo Gallo Afflitto, indagato insieme alle 7 altre persone dalla procura di Caltanissetta.